Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di mercoledì 17 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Il primo titolo, il titolo principale che troviamo in prima pagina: paniere della spesa, 600 euro in più per ogni famiglia. Allevatori costretti ad acquistare mais e soia, inevitabili altri rincari, ulteriori aumenti in vista anche per i latticini e i prodotti dell'orto. E la fotonotizia: ennesimo crollo sulle Dolomiti, frana la parete di Cima Uomo. Un crollo sulle Dolomiti, l'ennesimo di questa stagione estiva, spiega il Corriere delle Alpi. L'allarme è scattato attorno alle 17:30, dopo che alcuni escursionisti hanno visto un'enorme nuvola di polvere scendere dalla Cima Uomo, gruppo della Marmolada, sul versante che dà verso la Val di Fassa. Nessuno è rimasto coinvolto, ma la zona con ogni probabilità sarà interdetta agli escursionisti, essendoci ancora delle rocce instabili. E un'altra notizia che campeggia in prima pagina riguarda la definizione delle liste per le prossime elezioni politiche. Ricambio PD, ecco i nomi in Veneto. Entra la 25enne Scarpa, ira degli esclusi a favore dei paracadutati. E proprio a questo tema sono dedicate le prime pagine del Corriere delle Alpi, dando inizialmente i candidati scelti per i vari collegi del Veneto. Vediamo Belluno. Per il proporzionale alla Camera sono stati messi in lista Rachele Scarpa, Piero Fassino, Maria Menotto, Roger De Menec, l'unico bellunese presente. C'è la possibilità di inserire ancora un nome. E per quanto riguarda il collegio uninominale alla Camera per Belluno, la bellunese Maria Teresa Cassol. Per quanto riguarda il Senato, il collegio Veneto 1, nel quale rientra anche Belluno, hanno come uomini in lista per il proporzionale Andrea Martella, Anna Sozza, Matteo Cappelletto e la bellunese Vania Malacarne. E per quanto riguarda il collegio uninominale, Paolo Galeano. Ci sono naturalmente state molte reazioni, anche critiche, fortemente critiche a alla decisione di mettere in campo queste liste. PD, le liste della discordia, il titolo proposto dal Corriere delle Alpi. Raffica di big esclusi o candidati in seggi ad alto rischio, veleni tra le correnti, il caso Amendola, Letta ora corre ai ripari e cerca una collocazione più consona. E per quanto riguarda la provincia di Belluno, la segretaria provinciale del PD, Monica Lotto, grave errore, scavalcati i territori. Ha scritto a Letta: la comunità è delusa, amareggiata, va a rotoli il lavoro che è stato fatto. De Menec, l'onorevole De Menec, messo al quarto posto della lista per il proporzionale alla Camera. Un buon posto, ma stavolta era molto difficile. Il taglio dei parlamentari ha reso difficile fare le liste. Ora sotto con la campagna elettorale per vincere. Tanti i messaggi di stima che ha ricevuto. Certo, non si tratta di una competizione facile e neanche di un posto facile, quello assegnato a Roger De Menec. Andiamo ancora avanti sulle pagine generali del Corriere delle Alpi. Fino ad arrivare a quelle riservate alla provincia di Belluno. Opere olimpiche, un conto da 2 miliardi. A Cortina 5 interventi indispensabili. Pubblicato sul Bur Veneto l'elenco aggiornato, le varianti di Cortina e Longarone inserite tra i lavori differibili.
Occhialeria, i dati ANFAO per quest'anno crescita attorno al 4-5%. Spesa più cara di 600 euro all'anno, in vista aumenti per latticini e vegetali. E in questa pagina il Corriere delle Alpi approfondisce il tema che ha lanciato in prima. Coldiretti, gli allevatori bellunesi costretti ad acquistare il mais e la soia, inevitabili rincari, gli alimentaristi ridurre gli sprechi. Per portare a tavola pane, pasta e riso si spenderanno 115 euro in più. Questa è la previsione. Prezzo del pellet raddoppiato, gli albergatori temono il futuro. L'impennata delle bollette già da questi mesi estivi fa preoccupare in vista della stagione invernale e delle previste precipitazioni. Renzo Minella spera in una frenata dei costi energetici a favore degli operatori. Voltiamo pagina. Scuola, mense più care con il nuovo appalto. La gara partiva da una base di 50 centesimi in più a pasto. Il comune di Belluno copre parte della tariffa, ma è sempre più in crisi. Covid, in 7 giorni in provincia deceduti 2 anziani, nuovi positivi ancora in calo. Malore fatale in giardino mentre taglia l'erba. Addio a Lucio Talamini, era architetto del cuore. Tragedia nel giorno di Ferragosto, inutili tutti i tentativi di rianimazione. I funerali oggi a Val di Zoldo, cordoglio anche da parte di Confindustria. Il campo da calcio di Sois sarà intitolato a Tormen con una 3 giorni di festa dal 26 al 28 agosto. La chiesa di Borgoprà Belluno sarà restaurata e messa in sicurezza. Feltre, il caso della corsa automobilistica Pedavena-Crocedaune. 2 giorni per verificare i conti prima di chiedere la gara corta. Preoccupano i costi di fronte a quote di iscrizioni che saranno giocoforza minori. Il sindaco De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, via polemicamente dal Consiglio del Parco, sarà sostituito. Il parco valorizza il territorio invece di porre ostacoli inutili. Questa è la sottolineatura del sindaco De Pellegrin nella lettera di dimissioni che ha scritto rispetto alla sua presenza nel direttivo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il no alla prova alla gara automobilistica è illogico e a rischio ricorso, sottolinea il primo cittadino della Val di Zoldo. Degenti psichiatrici a Belluno, quasi la metà viene dal Feltrino. Da un anno il Santa Maria del Prato non fa più ricoveri per la carenza di medici. La direttrice generale Carraro, stiamo percorrendo tutte le strade per trovare soluzioni. Cane morsicatore. Il sindaco di Feltre impone il patentino. Raccolta abbondante anche con la siccità. Si fa la festa della patata. Torna dopo 2 anni l'iniziativa dedicata a Cesio Maggiore alla patata, un centinaio di volontari impegnati nella manifestazione. Travolte 2 ragazze sulla provinciale 1 a Limana. Il pirata non si è fermato a soccorrerle. I carabinieri di Trichiana stanno cercando l'automobilista che la sera di Ferragosto le ha investite prima di scappare. De Zanet, la sindaca di Limana, chiede buonsenso a tutti, la minoranza sia costruttiva. Si tratta dei problemi che sta affrontando l'amministrazione anche a seguito di alcune dimissioni. Protesta ambientalista al casello della A27, la valle è rovinata. Il lupo attacca sotto il monte Dolada, 15 ovini predati e dispersi. Davide Bortoluzzi li aveva nel peggio, i cani ho dovuto lasciarli in azienda e il recinto non è bastato.
Gli enti cambino le regole di difesa delle greggi. Massimo 2000 fedeli a Canale per la festa della beatificazione. Organizzatori di prefettura hanno deciso di limitare l'accesso per ovvi problemi, pianificati anche gli altri eventi, diretta video per chi non potrà accedere. Riaperta l'oasi Luciani e Cencenighe, ora l'intervento per il fotovoltaico. La cultura piange De Biasio, propulsore dello IULM a Feltre. Dopo aver lavorato come fabbro nella bottega del papà a Sottoguda, Giordano De Biasio ha iniziato la sua carriera come professore universitario. Belluno Donna e la cooperativa di Cortina, impegno comune contro la violenza. Aperta una mostra della vignettista anarchica sul problema sociale, riflettori accesi sul linguaggio che giustifica la sopraffazione. Rifugio sul Rite, Salasso Energia, Scola Alzo, bandiera bianca. Una bolletta di quasi 14.000 euro, quella ricevuta dal gestore della struttura. È impossibile andare avanti in questa maniera. A fine estate lascio tutto. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre la parte riservata alla nostra provincia col tema delle liste per le prossime elezioni politiche. Liste, Belluno resta quasi a secco. Il PD presenta i suoi candidati e nella nostra provincia Fassino toglie il posto a De Menec, non c'è neppure D'Incà. In attesa delle scelte della Lega, solo De Carlo, Forza Fratelli d'Italia, ha la certezza di continuare a rappresentare le Dolomiti. Scrive il Gazzettino che la 19ª legislatura sarebbe stata meno generosa con la rappresentanza della provincia di Belluno si era capito da tempo, ma in queste ore che il Partito Democratico chiude le sue liste, i presagi e i sospetti prendono la forma delle certezze. Il taglio dei deputati che già penalizza i territori, infatti, è reso ancora più iniquo dalla scelta di candidare ai primi posti l'ex segretario ed ex sindaco di Torino Piero Fassino, facendo slittare dal secondo posto al quarto il parlamentare uscente bellunese Roger De Menec. L'unico a poter dormire sonni tranquilli è il senatore e sindaco di Calazzo Luca De Carlo. Il tema viene affrontato anche nelle prime pagine. C'è Fassino De Menec condannato alle retrovie. Il Partito Democratico chiude le liste, i posti migliori ai big nazionali. Tra i sindaci in corsa anche Belfi, tra i sindaci bellunesi, con Calenda, Ofer e De Bernardin con la Lega. Al momento fuori l'ex ministro D'Incà, potrebbe essere candidato alle europee. L'8, la segretaria provinciale del PD, scelte che penalizzano il lavoro del territorio. Telefonata all'ex sindaco di Torino, niente di personale con lui, ma sembra che non ci sia possibilità di investire. È mancato il riconoscimento a chi lavora. Il partito ha perso un'occasione. Questa la sottolineatura della segretaria Monica Lotto. Ma cambiamo argomento. Falco, l'elicottero del SUEM, può fare il pieno a Pieve di Cadore da oggi. Venerdì è arrivata l'autorizzazione del Ministero delle Finanze. Non è più necessaria la sosta a Belluno per il rifornimento. Il coordinatore regionale Rosi, una procedura complessa, la soluzione trovata in un periodo difficile a causa delle ferie. Un malore improvviso stronca Lucio Talamini, l'architetto degli industriali. Il cordoglio di Confindustria, la sua intelligenza era accompagnata da una grande umanità. Piccoli comuni, motore in panne. Scopel, dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Dario Scopel, sindaco di Serena Grappa, il 60% della ricchezza è prodotto nei territori con meno di 20.000 abitanti. Ci sono
troppe poche risorse e tante difficoltà di accesso agli avvisi pubblici per la gestione dei fondi straordinari. Il parco boccia la corsa e io ora lascio il consiglio. Si tratta della questione della corsa motoristica Pedavena Crocedaune e della decisione del sindaco di Val di Zoldo Camillo Pellegrin di dimettersi dal direttivo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che ha operato questa scelta di non consentire alle auto di entrare nel suo territorio. Quindi la prospettiva ora è che la cronoscalata possa essere più corta di circa 2 km rispetto al tracciato originale, ma una decisione sarà presa nei prossimi giorni. Asilo di Rugna di Lamon a prova di terremoto, piano del comune in rampa di lancio. Madonna del Piave, il rito si rinnova. Siamo a Caorera, in tanti alla 64esima edizione della rievocazione del tentato furto della statua che doveva essere fusa per costruire armamenti. Monsignor Zatti nell'omelia ha ammonito i fedeli a maggior coerenza. Il lancio della corona nel Piave ha chiuso l'evento. A Nesello il premio alla memoria Bellunesi nel mondo. Emigrò in Brasile a metà Ottocento, fu allevatore di suini. La consegna è avvenuta a San Gregorio nelle Alpi. Travolte e ferite dall'auto pirata. Incidente la sera di Ferragosto lungo la provinciale della Sinistra Piave, nella zona di Limana, 2 minorenni colpite forse dallo specchietto del veicolo, una riportata a 8 giorni di prognosi, l'altra 30. I carabinieri cercano di risalire al conducente che è fuggito. Le giovani sono state subito soccorse da un turista di passaggio che ha avvisato anche i carabinieri. Giro del lago di Alleghe, oltre 1000 concorrenti nella notte. Archiviata con successo la 42esima edizione. Siamo tornati davvero agli anni d'oro. L'evento ha visto il successo di Sirbu, tra i migliori al 6° posto Manuela Bulff. Pala del Frigimelica, restaurata grazie a un benefattore in Val di Zoldo. Prezzi alle stelle per legna e pellet, il governo tolga almeno l'IVA. Il gruppo Giovani e Futuro scrive al ministro Franco: siamo già in ginocchio e qui gli inverni sono freddi. Ma si appellano questi cittadini di Santo Stefano di Cadore anche agli altri cittadini affinché sostengano questa richiesta. Dobbiamo unirci. I Bortoluzzi e il paesaggio, il catalogo alla conchiglia, presentazione a Cortina d'Ampezzo. Villaga Trail, del Gal a Cappelletto e Andric. In 150 allo striscione di partenza della 7ª edizione della corsa che si è svolta nel Feltrino a Villaga, appunto. I 2 vincitori del percorso di 9 km hanno preceduto De Paoli e Balzan.